È sempre commovente vedere tante persone di età diverse che si recano in questi luoghi che forse dovremmo apprezzare di più come momenti di comunione, come momenti dell'essenziale cristiano. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Maraglia, ha presieduto nel cimitero monumentale di San Michele a Venezia e a Mestre l'Eucaristia per commemorare tutti i fedeli defunti e compiendo questo gesto si è soffermato a sottolineare l'importanza di questi giorni in cui migliaia di persone hanno attraversato a Venezia il ponte galleggiante che collega le fondamenta nuove al cimitero di San Michele in Isola. Si è così ripristinata un'antica tradizione interrotta nel 1950. Il ponte rimarrà allestito fino al 10 novembre. È stato un servizio opportuno quello di poter consentire un transito che ci porta lentamente, guardandolo, in questo luogo di pace, di serenità, di ricordi e diciamo anche per molte persone di dolore. Un percorso pedonale che secondo il patriarca è ricco di significati. Ed è una bella immagine questo ponte proiettato verso l'isola di San Michele, un ponte verso l'eternità. Ecco, io auguro a tutti di poterlo percorrere avendo nel cuore questa certezza, questo sentimento.